Amici, buongiorno, la segna stampa di oggi, venerdì 22 gennaio 2019. Come sempre vi ringraziamo, come sempre vi invitiamo a guardare la nostra pagina leandromaggi.com e Made in Polesine, e non solo, la nostra pagina anche su YouTube, Made in Polesine o Made in Polesine Leandro Maggi. Andiamo subito alle notizie. Apriamo col Corriere del Veneto, Padova-Rovigo, in prima pagina: i giudici non riaprono le scuole. No del TAR alla sospensiva, decisione rimandata al 27 gennaio. Zaia e le fasce, abbiamo i numeri per tornare gialli. La vicenda era che l'ordinanza del 4 gennaio non permetteva la didattica di presenza ma solamente a distanza, c'era stato un ricorso di 17 genitori e la decisione del tribunale. Il presidente del TAR ha negato la sospensiva urgente dell'ordinanza delle scuole, rimettendo la decisione all'udienza collegiale fissata per il 27 gennaio, ed è una prima vittoria di Zaia. Sempre per quanto riguarda il Corriere Veneto c'è questo articolo: che la pandemia si abbatte sulle coppie, crollano i matrimoni e più divorzi lo scorso anno, giù del 30%, e le separazioni al più 11,9%. L'emergenza è anche sentimentale. Dalla Voce di Rovigo su questo argomento leggiamo: atelier per sposi in protesta, perso sino al 90% del fatturato. Alla manifestazione di Roma c'è stata appunto una manifestazione degli operatori, di chi è nel settore wedding, degli atelier per sposi, anche la Villa Dosana Maria Santella, alla quale rivolgiamo tutta la nostra solidarietà. Ritornando al Corriere Veneto, auto fuori strada, addio ad Orazio. Orazio Lionello, 70 anni, per 3 decenni aveva gestito una panetteria con la moglie Teresa. Lionello, in pensione da poco, ha perso la vita in un incidente ieri mattina prestissimo, proprio sulla strada che porta a Rosolina Mare. Ultima notizia per quanto riguarda il Corriere Veneto: Socoterm proposto per cambiare lavoro, unica offerta ai dipendenti dal tavolo di crisi. Si conclude con un nulla di fatto il tavolo regionale di crisi per la partita Socoterm, parte di una multinazionale canadese che produce rivestimenti per tubazioni, il cui impianto polesano è senza commesse da ormai un anno. L'orizzonte resta abbastanza cupo, dato che ad oggi non sono arrivate commesse. Hanno confermato il prolungamento della cassa integrazione Covid, però che al massimo può rimandare di qualche mese la chiusura definitiva. Dal Gazzettino di Rovigo, ospiti e familiari nel tunnel degli abbracci, domani l'inaugurazione alla casa albergo di Lendinara. Sarà inaugurato domattina il tunnel degli abbracci nella casa albergo per anziani, un'iniziativa attesa e provvidenziale che ha come obiettivo particolarmente sentito l'accorciamento delle distanze tra anziani residenti e i loro familiari. Prima pagina della Voce di Rovigo: il Covid ti stravolge la vita. C'è un'intervista al sindaco di Lendinara, Luigi Viaro, che appunto racconta e afferma che il Covid gli ha cambiato la vita, e naturalmente anche in prima pagina c'è questa immagine del panettiere appunto di Rosolina, morto in un incidente stradale. A Costa di Rovigo arriva il carrello della solidarietà, contributi per le famiglie in stato di bisogno o esposte agli effetti economici derivanti dall'emergenza Covid. L'amministrazione comunale individua nuove linee di indirizzo per richiedere i buoni spesa del carrello della solidarietà, ovvero i contributi per le famiglie in stato di bisogno o esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza Covid. C'è a Crespino, anziano sparito dalla casa di riposo, ore di angoscia e ricerche febbrili, mobilitazioni in paese, i vigili del fuoco, carabinieri, protezione civile, ma però, almeno fino a quest'ora, tutto inutile. Perché poi non celebrare la protezione civile, che sappiamo in quest'anno di pandemia è stata presente e indispensabile. 171.000 giornate di lavoro sono state il dono appunto degli angeli in giallo, dice questo articolo della Voce, in prima linea appunto nella lotta al Covid. Grazie della Regione per queste 171.000 ore che in Veneto i volontari della protezione civile hanno donato. C'è poi un paradosso per quanto riguarda le ristrettezze per i movimenti, gli spostamenti. In zona arancione è vietato spostarsi di comune per andare da parrucchiere o estetista. La rabbia dell'associazione: in altre province l'interpretazione della normativa è stata diversa. In zona arancione è vietato spostarsi di comune per andare da parrucchiere o estetista. E sappiamo purtroppo di multe importanti per quanto riguarda appunto questi spostamenti. Ricordiamo che ieri, con la presenza di Sua Eccellenza il Vescovo di Chioggia, c'è stato il funerale di Daniele Dian. Tantissime le persone presenti, tantissime le persone che si sono collegate con streaming, e naturalmente la vicinanza alla famiglia che
conosciutissima nel territorio tagliolese, e conosciutissimo Daniele come un esponente importante a livello nazionale del Ageshi Scout, ma non solo, persona impegnata nel volontariato e persona veramente di grandissima caratura. C'è poi una notizia che ci segnalano dal Resto del Carlino di lunedì: giallo sulle 2 anziane morte in casa di riposo, entrambi i casi a Villa Gopian. La prima vittima è stata trovata ai piedi della scala antincendio, la seconda è deceduta ad ottobre e sta indagando la magistratura. Amazon continua a creare occupazione, dopo Rovigo altri investimenti. Dopo il polo logistico tra Castelguglielmo e San Bellino, Amazon nel 2021 aprirà 2 nuove strutture, a Novara e a Spilimberto in provincia di Modena, e si parla di 2600 posti di lavoro a tempo indeterminato in Italia. E per finire, questa è la solita vignetta, si vede un Trump come un umarell che sta guardando i cantieri, anche lui a riposo forzato. E con questo è tutto. Come sempre vi ringraziamo per gli ascolti che ci concedete, e come sempre vi invitiamo a guardare tutte le nostre pagine, e come sempre è un piacere stare con voi. Ciao ciao!